che abbiamo di fronte. Dicevo prima, mancano un sacco di piani programmatici, la sanità, lo statuto, piano energetico, un piano nuovo per il turismo. Manca una nuova legge per il comparto agricolo, estremamente importante. Provate a pensare le grandi sfide che abbiamo su nicchie importanti dal punto di vista agricolo in questa realtà. Questo per dire cosa? Che non hanno governato bene, non si possono presentare con un elemento di cambio, di marcia, di rinnovamento, perché non hanno le carte in regola e soprattutto, lo diceva bene prima Fassino, parlano con la lingua biforcuta. Sul nucleare Zaia a Roma ha votato il decreto per portare il nucleare nel Veneto. Siamo una delle 3 regioni in Italia, una delle 3 che non si è opposta a quel decreto alla Corte Costituzionale. Lombardia, Veneto e Friuli sono le 3 regioni che non si sono opposte a quel provvedimento che toglie gli elementi di federalismo, di ruolo che un territorio importante come il Veneto deve giocare su questo punto. Quindi altro che i temi del federalismo, se poi pensiamo che sempre di più, qua c'è Geronì che può testimoniare questo tipo di mia preoccupazione, sempre di più le risorse restano a livello centrale, ci sono meno risorse per gli amministratori, quindi sempre di più gli amministratori non riescono a rispondere ai bisogni primari che vengono espressi dai cittadini. Quando le famiglie sono in difficoltà, i primi soggetti che si rivolgono sono i sindaci, vanno lì per chiedere risposta al problema dell'affitto, vanno a chiedere problemi legati al lavoro, e quindi i sindaci oggi sono in prima linea, purtroppo con armi spuntate rispetto alla crisi che abbiamo di fronte. Ecco il motivo del bisogno di cambiare, ecco il motivo di fare una squadra importante in consiglio regionale. Anche su questo punto è chiaro che io oggi sono qua a ringraziare della disponibilità vostra a sostenere la mia candidatura, però credo che tutte le 9 candidature in pista siano della nostra lista importante per un grande risultato del Partito Democratico. Abbiamo bisogno di creare i presupposti già da adesso di un grande gruppo consigliare, di un grande Partito Democratico che sia in grado anche in questo territorio di proporsi come alternativa vera alle scelte sbagliate prodotte da questo centrodestra. Abbiamo 14-15 giorni davanti, ognuno di voi ha una grande potenzialità. Parlare con i vostri amici, con i colleghi di lavoro, con le persone che vi sono vicine per spiegare il nostro progetto politico. Prima Marcello diceva: se ognuno di voi magari riuscisse addirittura sulla preferenza a portare 5-6 voti di preferenza, prova a pensare, Lucio, che sforzo eccezionale da questo territorio potrebbe uscire per produrre un risultato positivo sulla tua candidatura o sulle candidature che abbiamo in piedi. Sarebbe un aiuto importante, e questo sarebbe un aiuto che va a rafforzare elementi anche di amicizia, di rapporti politici sicuramente importanti che abbiamo mantenuto in questi anni. Sempre di più si poteva fare, sempre di più bisogna stare attenti ai bisogni dei territori, ma credo che con il gruppo dirigente, con Matteo, con gli altri che sono presenti qua stasera, i nuovi segretari di circolo che si stanno impegnando in maniera molto forte, ne abbiamo anche domenica scorsa, sono stato a Cinto, ci sono realtà sicuramente di grande importanza che si stanno impegnando dal punto di vista anche della qualità delle proposte politiche, cavole, tutte le realtà su cui stiamo giocando, ecco, su proposte complesse. Se facciamo questo, il risultato può essere positivo e, come diceva prima Piero, possiamo contribuire a costruire a livello nazionale un grande partito democratico e una grande alternativa politica per un paese che ha bisogno di avere più speranza, sulle nuove generazioni. Faccio un inciso: stiamo tagliando sulla scuola, stanno diventando ladri di futuro, perché quando si taglia sulla scuola si taglia sulle potenzialità
che non riforma la scuola ma taglia solamente 8 miliardi di euro, è un'operazione di tipo finanziario e basta, perderanno, abbiamo fatto un calcolo, 2 anni di istruzione. Vuol dire un paese che affronterà le sfide del futuro, del cambiamento, del rinnovamento, sicuramente più debole, più fragile, e non saremo in grado di competere con i paesi che oggi investono sulla formazione, sull'innovazione, sulla ricerca come elemento di cambio di marcia nel nostro paese. Questa è la sfida, questo è il progetto che noi abbiamo in testa e nell'animo in questa fase. Con voi sicuramente, con l'aiuto vostro, possiamo fare un passo in avanti per arrivare a questi risultati. Grazie e buonasera. Sì, io ringrazio Lucio, penso che abbia dato nuovamente dimostrazione del perché noi, insieme a tante persone che sono qui, ma anche a tante altre in altri territori, pensiamo che la sua candidatura si contraddistingua e meriti un sostegno importante.